e dalla spiaggia di Capitana ci siamo trasferiti a Sesto, in un teatro, in un piccolo teatro che ospita un nuovo passaggio del percorso diverso. Quindi tappe a Cagliari, a Iglesias, questa volta a Sesto. Qual è la novità? Si presentano tanti libri. Sì, assolutamente. Intanto siamo sempre all'interno della settima rassegna, itinerari letterari e storici dell'identità sarda, che quest'anno ha dato spazio al Festival internazionale della lettura sociale diverso. Oggi siamo a Sesto, abbiamo presentato in questa ultima settimana diversi libri, abbiamo avuto tantissimi ospiti. La particolarità di questi ultimi eventi è che sono stati anche patrocinati dall'assessorato alla pubblica istruzione e spettacolo della regione Sardegna. Abbiamo avuto come ospite Micaela Mocci, che è la coordinatrice del circolo lettura Alda Merini di Monastir. Abbiamo letto con l'attrice Marta Proietti Orzella diverse poesie molto belle, accompagnate dalla musica e dalle canzoni di Manuel Cossu. Oggi invece presentiamo il libro di Valentina Ligas e lo facciamo con Mai più sole, un'associazione nota per il suo impegno a favore per il sostegno e la sensibilizzazione legate alle malattie tumorali. Presentiamo il libro di Valentina Ligas, La vita e tutto il resto. Anche oggi abbiamo dei musicisti, quindi la lettura anche di molti brani tratti da questo libro. Presenteremo domani invece Eva e Petra e qui entriamo in una diversità particolare che è quella sociale, che è quella dello stato sociale, e quindi parliamo di un libro che è ambientato durante l'eccidio di Bugerru e infatti tra gli ospiti abbiamo diverse persone, lo scrittore Gianni Loi, la recitazione con Marta Proietti Orzella domani e anche delle musiche, mentre l'ultimo appuntamento sarà con Neria De Giovanni. Parleremo delle donne di Grazia e anche qui parliamo di una donna diversa, di una donna emancipata, di una donna che ha vinto il premio Nobel. Abbiamo voluto valorizzare anche questa diversità positiva. Neria De Giovanni è l'editrice di Nema Press, una donna che ha un'ampia conoscenza della figura di Grazia Deledda. E la particolarità dell'ultimo appuntamento è che avremo degli intermezzi musicali e delle recitazioni. Per gli intermezzi musicali abbiamo la presenza di Elena Schirru, il soprano, e verranno presentati i brani di Puccini e di autori del tempo di Grazia Deledda. E ci differenziamo nuovamente con le iniziative dell'Associazione Culturale che cerca di mettere in piedi e di collegare le diverse arti, la lettura, quindi la recitazione, la musica e le tematiche sociali in questo caso. La musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno è solo un sogno, mio nonno disse sì.
Questa 3 giorni, questo appuntamento con diverso itinerante per la Sardegna, nasce anche con la collaborazione della FIDAPA. Sì, la FIDAPA vorrei spiegare che è l'acronimo di Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, è un'associazione femminile, esiste da tantissimo tempo ma anche a livello internazionale. È nata durante il periodo della guerra in America perché gli uomini andavano in guerra e le donne dovevano occuparsi di tante cose, per cui una delle attività che le donne hanno ben interpretato è quella di occuparsi di cosa le donne fanno e come interagiscono nel mondo, e soprattutto anche per valorizzare i lavori che fanno le donne, non solamente a livello di imprenditoria, ma anche ad esempio come in questo caso la collaborazione di questa 3 giorni con Nell'ambito culturale. Nell'ambito culturale, certamente, perché è importante leggere, è importante far proprio concetti che tante altre persone riescono ad esprimere sia come poesia, come letteratura. È un arricchimento, una volta che uno legge fa proprio anche quello che può essere la vita di chi ha scritto e anche il pensiero, che molte volte è anche diverso dal nostro, ma che ci dà anche una prospettiva e anche un altro modo di vedere le cose. Amai teneramente dei dolcissimi amanti, senza che essi sapessero mai nulla. E su questi intessei tele di ragno e fui preda della mia stessa materia. In me l'anima c'era della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome. È il momento di presentare La vita e tutto il resto di Valentina Ligas, che è una ragazza che noi conosciamo bene, ha lavorato con noi tanti anni. Questo libro nasce da un grande dolore. Forse per come la vede Rosa, la protagonista, non si tratta di un dolore, ma si tratta di un'esperienza di vita. È come se la protagonista volesse mettere da parte tutte le cose che non piacciono, quindi anche il dolore è fare tesoro di qualcosa che può capitare che non avresti mai voluto e poi renderlo una risorsa, perché tutto può diventare una risorsa, anche quello che è il fatto più sconveniente e apparentemente più doloroso, e tutto sommato ci si dimentica che si tratta di un dolore, ma può diventare, sembra paradossale, anche qualcosa di positivo e di bello, perché ciò che fa la differenza è il percorso che si segue quando si conosce una malattia. Se si incontrano le persone giuste e si affrontano i sentieri più profumati e più ridanciani, può essere anche un qualcosa di positivo e di bello. Un libro che può servire a chi si ritrova con il problema che è dovuto affrontare. Proprio così, il senso del libro è spiegare che può capitare di avere il tumore, è una malattia che ormai va normalizzata, spesso si parla di cancro abbinandolo alla morte. È vero che è una malattia che può condurre alla morte, ma è anche una malattia da cui si può guarire. È una parola che a volte viene usata anche poco, si ha paura di utilizzarla, anche vario tempo fa i medici non la usavano. Oggi noi possiamo dire che dal cancro si può guarire se si ha la fortuna comunque di prenderlo per tempo e quindi di avere una diagnosi precoce, di poter fare della prevenzione. Chiamo Antonio, faccio il cantautore, e mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici
ho perduto l'amore quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia la vita. Ed eccoci con Alba Chiara Bergamini, Mai più sole, presidentessa. Racconti ai nostri telespettatori cosa organizza, che cosa fa, qual è il percorso della vostra associazione. Allora, Mai più sole è un'associazione di donne pazienti oncologiche, però il bello della nostra associazione è che non ci sono etichette, non c'è la paziente e la malata, tra virgolette, e non c'è la simpatizzante, siamo tutte amiche, amiche di Mai più sole. Questo per non approfondire un distacco che non ci deve essere, per dare modo di riprendersi sia dal punto di vista psicologico che fisico, con la compagnia l'una dell'altra, senza distinzioni. Quindi tutte insieme, siamo sempre sulla breccia a fare un sacco di attività. L'attività principale è quella della prevenzione, anzi prima ancora dell'informazione. Ci occupiamo di tutti i tumori ginecologici e il tumore del seno. Siamo partite come tumore ovarico, che è il meno conosciuto di tutti, ma adesso chiaramente abbiamo allargato a tutte le altre patologie e abbiamo da poco iniziato una campagna di prevenzione oncologica gratuita con l'aiuto delle amministrazioni di Cagliari, di Quartu, e che ci hanno dato degli spazi proprio a disposizione per fare queste visite gratuite. Le possiamo fare perché abbiamo il nostro ecografo personale gratuito, portatile, scusate, e poi con l'aiuto di tanti medici volontari che sono ormai amici medici, e quindi lo stiamo facendo attivamente in giorni prestabiliti durante la settimana, sia a Cagliari presso il comune di Via Roma, quindi è stato molto importante il fatto che l'amministrazione comunale di Cagliari sia aperta alle associazioni pazienti. Lo facciamo il venerdì a Cagliari di tutto il mese, di tutto l'anno, e invece a Quartu il martedì e il giovedì. E poi cominciamo ad andare in giro per la Sardegna, siamo già andati a Sestu, a Isili e a Sorgono. E andremo in tutti i comuni che ci chiameranno, ecco. E fra un po' inizieremo anche la campagna di prevenzione contro il tumore ovarico, per cui non c'è lo screening. Non si può fare uno screening perché è una patologia subdola senza sintomi precisi, quindi l'unico modo è informare le donne che devono fare per forza una volta all'anno una ecografia transvaginale, e quindi noi offriremo questo, le ecografie transvaginali. Se una mattina io mi accorgessi che con l'alba sei partita, con le tue valigie verso un'altra vita, riempirei di meraviglia la città, ma forse dopo un po' prenderei ad organizzarmi l'esistenza, mi convincerei che posso fare senza, chiamerei gli amici con curiosità. Eva e Petra de su Boccidorgiu de Bugerru a su sciopero generale. Il libro è scritto da Gianni Loi, che sentiremo tra poco. Simona Spada, assessore alla cultura di Bugerru, il racconto di un evento terribile che ha colpito la vostra cittadina, una cittadina che in quel momento era al massimo fulgore anche economico, perché le miniere funzionavano in modo assoluto. Sì, è vero, si tratta di un evento storico che si colloca proprio nel periodo in cui le miniere erano attive, dove c'erano tantissimi minatori a Bugerru, dove le condizioni di lavoro erano quelle che erano, non avevano alcun diritto, non avevano alcuna dignità, quindi il 4 settembre del 1904 avevano
dato luogo a uno scontro, perché lo sciopero era iniziato il 2 settembre, però il 4 c'era stato l'epilogo perché la direzione delle miniere aveva fatto arrivare a Bugerru l'esercito per placare quello che secondo la direzione era una manifestazione oramai fuori controllo, anche perché è vero che c'erano le leghe, è vero che c'era Cavallera a Bugerru che cercava un po' di sedare gli animi, però ormai la situazione era quella che era. Quindi, Quanti erano stati i morti? i morti 3, una ventina di feriti. Un fatto che ha cambiato il modo di gestire il lavoro a livello nazionale. Sì, assolutamente sì, anche perché dallo sciopero del 4 settembre 1904, qualche giorno dopo, il 16 settembre dello stesso anno, la Camera del Lavoro di Milano aveva proclamato il primo sciopero nazionale, quindi da lì erano poi partite tutte le manifestazioni per il riconoscimento dei diritti. Lo sciopero del 16 settembre era terminato solo e soltanto quando il governo di allora aveva approvato una norma che vietava l'utilizzo delle armi durante le manifestazioni tipo quella di Bugerru, quindi quello che poi oggi noi chiamiamo sciopero. 1904-2024, quindi nell'anno nuovo ci sarà il ricordo 120 anni dopo. Sì, proprio quest'anno, il 4 settembre, ci saranno i 120 anni da quella giornata molto triste, dall'eccidio di Bugerru. Il comune di Bugerru già dall'anno scorso si sta preparando per questo evento, infatti per tutto il 2023 abbiamo cercato di promuovere l'eccidio di Bugerru grazie anche al libro Eva e Petra del professor Gianni Loi e grazie anche alla rappresentazione teatrale di Fabrizio Passerotti che sta girando sia in Sardegna ma anche in molte città italiane. Quindi per noi è molto importante perché volevamo che l'eccidio di Bugerru uscisse da quell'oblio in cui era finito da anni, perché effettivamente se andiamo a vedere l'eccidio di Bugerru non è molto conosciuto né a livello regionale e soprattutto a livello nazionale, quindi noi attraverso questa campagna di divulgazione vorremmo che un fatto così importante, in sé così importante, sia conosciuto da un'ampia cerchia di persone, soprattutto studenti e soprattutto nelle scuole, perché anche nei testi scolastici, anche quelli che parlano di storia della Sardegna, difficilmente troviamo la storia dell'eccidio di Bugerru. Ed eccoci con l'autore di Eva e Petra, il professor Gianni Loi. Spieghiamo al telespettatore perché Eva e Petra. Eva e Petra perché è una finzione letteraria che parte però da una situazione storica vera, l'eccidio di Bugerru del 1904, solo che per farlo capire meglio è ambientato attraverso la storia di due ragazzine, due bambine, molto amiche, figlia una del direttore della miniera, l'altra di un sindacalista, e quando succede quel che succede anche la loro relazione subisce. Il resto non lo posso raccontare perché l'editore me lo impedisce. Nel volume abbiamo l'italiano, sì, abbiamo il sardo, certo, abbiamo i dialetti della Sardegna. Sì, abbiamo i dialetti della Sardegna anche perché diciamo che in questa operazione, oltre al racconto in sé, c'è un po' questo corredo abbastanza bello che è stato, non dico casuale, ma con un po' di fortuna. Intanto le illustrazioni di Francesco del Casino, che è il padre del muralismo di Orgosolo, quindi è stato un grande piacere. Le letture col Q-Code di Lia Careddu e di altri autori, che quindi arricchiscono questo aspetto, e poi abbiamo la lingua. Perché io sono anche impegnato nella difesa, nella tutela, semplicemente nel cercare di fare quello che facevano prima tutte le persone che parlavano con i loro figli con la loro lingua. Poi noi sardi a un certo punto abbiamo pensato con i nostri figli di parlargli un'altra lingua diversa. E a me non dispiacerebbe recuperarla, per cui in maniera senza... così, lo proponiamo sia in campidanese che in logudorese, anzi posso anticipare che è in preparazione una versione in tabarchino e una versione nel catalano di Alghero, perché anche a loro l'idea è piaciuta e le associazioni di tutela della loro variante hanno già tradotto
tradotto il lavoro ed ora vediamo di organizzare la pubblicazione. Sollevò da terra e con la bambina in braccio si avviò verso la cucina dove Maria era intenta a preparare la cena. Come al solito. Tutto sembrava procedere come da routine, ma Eva, in quell'abbraccio, avvertì qualcosa di insolito, ebbe come un presentimento. Giovanni si arrestò sull'uscio, Maria sollevò lo sguardo, aggrottò le ciglia. Cos'è successo? Giovanni depose la bambina senza accompagnarla con il solito gesto, con la solita carezza. Fece qualche passo verso Maria, continuando a fissarla. Quel porco! Maria lentamente si asciugò le mani ed attese. È successo che ci vogliono morti! Morti ci vogliono! Questa mattina è arrivata la nuova disposizione del direttore, quel greco bastardo. Da domani solo un'ora di pausa. Il lavoro riprende a luna, con un caldo che ci squagliamo a Pranusarto. Siamo esasperati. Maria non fece domande. Accarezzò i capelli della bambina, che intanto le si era stretta la gonna, ed attese. Abbiamo già informato Cavallera, ci raggiungerà al più presto e con lui decideremo da fare. Alcuni vorrebbero incominciare subito lo sciopero ad oltranza. Per il momento siamo riusciti a tenerli calmi. Ed eccoci con la mia amica sindaca di Sesto, con la quale concludiamo questo speciale. Quindi diverso dopo aver fatto un lungo percorso per la Sardegna, arriva a Sesto per 3 giornate alla fine dell'anno. Come è nato questo accordo con Maristella Casula? È nato perché crediamo che la cultura sarda vada portata avanti e soprattutto la cultura di questo tipo. Quindi Maristella ha origini sestesi, è una cara amica e quindi mi sembrava più che giusto patrocinare questa iniziativa, ma anche terminare con questa 4 giorni di fine anno 2023. Un evento molto al femminile, perché noi tra i nostri ospiti abbiamo avuto solo professor Loi. Sì, molto al femminile, tant'è vero che il patrocinio, cioè il patrocinio della regione, ma da tantissime associazioni di donne di cui mi onoro anche di far parte, Coordinamento 3, la FIDAPA, per citarne alcune. Quindi è veramente un orgoglio portare avanti la cultura anche al femminile. Conclusioni, sì. Conclusioni Maria Paola, che cosa ti aspetti da questo 2024? Mi aspetto di continuare su questa strada che ho intrapreso tanto tempo fa e valorizzare la donna in tutti i settori.